Nella discesa libera appena iniziata, un ostacolo lungo la pista e non di poco conto, perché proprio quando comincia a prendere corpo il movimento per far diventare concreto il sogno delle Dolomiti come sede delle Olimpiadi invernali 2026, con un'alleanza strategica Veneto, Trentino e Alto Adige, arriva un passo indietro, un no. Allo stato attuale sono impossibili giochi a impatto zero, parola del presidente della provincia di Bolzano, Arno Compascer, che poi rivolge un appello al Comitato Olimpico Internazionale affinché riveda i criteri dei Giochi Olimpici, altrimenti non si troveranno più località in Europa disposte a ospitarli. Insomma, la perplessità arriva proprio sul carattere con il quale il governatore Luca Zaia ha impresso la svolta, giochi senza cementificazione, perché le strutture ci sono già. Abbiamo più trampolini per il salto da trampolino, abbiamo più piste da discesa libera, abbiamo più palazzetti del ghiaccio, abbiamo Asiago con 500 km di piste da sci da fondo, che è la prima realtà a livello europeo. Valorizziamo questo contesto che è tutto nostro. La doccia fredda di Bolzano però non ferma Zaia, forte di un consenso quasi assoluto sulla proposta. Imprenditori e sportivi, persino avversari politici come il Dem Roger Domenech e il pentastellato Federico D'Inca, che le Dolomiti le conoscono bene. Dunque, che avverrà? Se diciamo che facciamo una cosa, la facciamo, ribadisce Zaia. Noi lavoriamo ancora per essere tutti e tre della partita, Veneto, Trento e Bolzano, e portare a casa queste Olimpiadi. Vogliamo affrontare la cosa con gli altri due vicini di casa. E continua. Pensiamo che saremo in grado di presentare qualcosa di unico e alternativo. Noi portiamo le Olimpiadi delle Dolomiti, uno scenario e un contesto unico di un patrimonio dell'UNESCO, e va detto che fino ad oggi non si sono mai tenute Olimpiadi in un contesto di patrimonio dell'umanità.